Tensione a Mestre, tunisino rapina una giovane coppia armato di coltello, poi bloccato dagli agenti e messo in cella di sicurezza, grida: se entrate vi rubo la pistola e vi uccido come il colombiano a Trieste. Massacra a coltellate il padre ottantenne in carrozzina, poi cerca di togliersi la vita. Orrore stamane a Verona, il parricida, 49 anni, ricoverato all'ospedale. Una lite sulla spesa all'origine del dramma. Tragedia stamane lungo lo svincolo tra A4 e A13, due camion si tamponano schiacciando un'auto rimasta in mezzo, nulla da fare per una 49enne, traffico paralizzato. Acqua alta, l'emergenza non è finita, le previsioni annunciano un nuovo picco di 140 cm per domenica mattina, intanto raccolti oltre 480.000 euro con l'SMS solidale. Allarme furti nella Marca, a Codogno alcuni residenti propongono ronde con auto e megafono, il paese si divide, intanto altre razzie. Cordoglio a Venezia per la morte dell'ex sindaco Mario Rigo, primo cittadino dal 75 all'85, esponente di spicco dei socialisti, era stato anche senatore e parlamentare europeo. Attacco del popolare comico Natalino Balasso sui social, io fuori dal Teatro Stabile del Veneto per un complotto leghista, la replica infuocata del presidente Beltotto, scemenze, lui ha sempre insultato lo Stabile. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, momenti di forte tensione in questura a Venezia dove un tunisino ha minacciato gli agenti evocando la sparatoria di Trieste. I sindacati insistono per avere la pistola elettrica. Vi rubo le pistole e vi sparo, come ha fatto il colombiano di Trieste. Non una minaccia come tante, ma parole precise, forti e taglienti che hanno riaperto una ferita non ancora cicatrizzata. Sono quelle pronunciate da un ragazzo tunisino di 18 anni che, portato dopo un furto nella camera di sicurezza della questura di Venezia, ha evocato i recenti fatti di Trieste, quella sparatoria costata la vita agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, uccisi dentro alla questura cittadina dai proiettili sparati da un 29enne di origine dominicana. Era la sera del 4 ottobre quando a Trieste si vissero momenti di vero e proprio panico, poi di profonda commozione e lutto. Il giovane tunisino era stato arrestato poco prima dagli agenti della Polfer di Mestre, allertati da un 16enne in lacrime che aveva raccontato loro di essere stato derubato di 20 euro e minacciato di morte. Assieme al tunisino anche una ragazza di 12 anni residente a Padova con la famiglia. Una volta portato in questura, il ragazzo è andato in escandescenza, provocandosi anche ferite sul corpo. Momenti di altissima tensione, fortunatamente rientrati. Giudicato per direttissima, lo straniero è stato condannato a 2 anni di reclusione con pena sospesa e obbligo di firma. Per il sindacato di polizia il rischio di emulazione è concreto. C'è il rischio di emulazione, purtroppo, in quello che è accaduto a Trieste, che è stata un tragico evento e anche una tragica fatalità. Ripeto, non sarà l'unico episodio di queste persone, insomma, che siano italiane o straniere, che cercheranno di disarmare le appartenenti alle forze dell'ordine per poter poi magari far fuoco anche con la propria pistola. Da qui l'appello alla politica di accelerare sull'utilizzo della pistola elettrica, il cosiddetto taser. Sicuramente eviterebbe il corpo a corpo. Ecco, questo è quello che noi chiediamo, appunto, proprio per azzerare il corpo a corpo e per bloccare la persona esagitata o violenta, quindi non essere costretti ad utilizzare la forza per bloccare questa persona. Ancora cronaca, tragico incidente questa mattina sul raccordo autostradale tra la A4 e la Padova-Bologna. È morta una donna, una dottoressa, schiacciata tra 2 tir. È una donna vicentina di Longare, Daniela Martini, di 49 anni, la vittima del tamponamento a catena tra 2 camion e un'auto avvenuto poco dopo le 10 lungo l'autostrada A13 in direzione sud, nello svincolo che collega la A4 alla Padova-Bologna, in territorio comunale di Vigonza. L'utilitaria condotta dalla 49enne, per cause ancora da chiarire, è rimasta schiacciata tra i 2 mezzi pesanti all'altezza del chilometro 116. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco con 2 mezzi e l'autogru e il personale medico del SUEM che ha potuto solo dichiarare la morte della persona. Illesi 2 camionisti, uno dei quali era sotto shock. Per consentire la rimozione dei mezzi l'autostrada è stata chiusa. Il traffico diretto verso Bologna è stato fatto uscire a Padova Est e dirottato sulle tangenziali cittadine. La riapertura è avvenuta intorno alle 13. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale di Rovigo e il personale ausiliario autostradale.
E profondo dolore e cordoglio all'ULSS 5 Polesana per l'improvvisa scomparsa della dottoressa Daniela Martini, morta appunto questa mattina nell'incidente stradale in autostrada. Proprio una settimana fa la dottoressa, che lavorava all'ULSS come psicologa del centro Alzheimer, era stata ospite di una trasmissione nostra su Antenna 3, ore 13, Salute, dedicata appunto all'Alzheimer e alle demenze senili. E proseguiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Veronese dove un 49enne ha ucciso a coltellate il padre, poi ha tentato di togliersi la vita. Una banale lite per la spesa da fare e poi il coltello che affonda nella schiena del padre anziano e malato, costretto in sedia a rotelle. Cronaca di momenti terribili in un appartamento di zona Veronetta, con urla e grida che paralizzano il vicinato. Le urla di Walter Paugher, 80 anni, la vittima. Quelle della badante che assiste alla scena. Quelle dell'assassino, Rudy, 49 anni, che subito dopo aver ucciso il padre cerca di togliersi la vita accoltellando se stesso. È vivo all'ospedale Borgo Trento dopo che la polizia, allertata dalla badante in fuga terrorizzata, è arrivata sul posto assieme ai sanitari del SUEM. Una scena agghiacciante, un lago di sangue, l'80enne morto in bagno sulla carrozzina, il figlio poco distante. Walter Paugher si era trasferito a Verona dopo aver chiuso l'attività di ambulante di abbigliamento a Bolzano. La moglie era morta lo scorso agosto. L'anziano da tempo era gravemente malato e recentemente era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il figlio Rudy invece era disoccupato e abitava assieme al padre nell'appartamento del quartiere Veronetta. Spetterà agli uomini della squadra mobile Scaligera, anche con la testimonianza della Colf, ricostruire le ultime ore di padre e figlio di un rapporto evidentemente diventato difficile se non impossibile, arrivato fino al gesto più terribile che si potesse immaginare. Non è finito l'incubo acqua alta in laguna, Venezia si prepara a vivere un nuovo fine settimana difficile e intanto prosegue il censimento dei danni subiti dalle chiese per l'acqua alta, eccezionale l'allarme dal patriarcato, situazione peggiore del previsto. Per Venezia sarà un altro fine settimana vissuto con il cuore e l'acqua alla gola. Insomma, l'emergenza purtroppo non è ancora finita. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia annuncia un nuovo picco massimo di marea previsto per domenica mattina alle ore 8:45 con una quota di 140 cm in punta alla salute. A questo livello di marea va sotto acqua, ricordiamolo, il 59% circa della città storica. Un nuovo allarme che si inquadra in un momento già difficile, con ingenti danni per l'acqua alta in molte chiese di Venezia. La situazione è più grave di quanto si vede, purtroppo, perché i danni che sono visibili oggi sono limitati rispetto a quello che sarà l'azione che questa acqua grande eccezionale ha provocato nelle nostre chiese, specie nel sottosuolo. Nella giornata di oggi, insieme alla sovrintendenza, sono state visitate una quindicina di chiese. Camminando in alcune chiese abbiamo una situazione di gravità data dal fatto che il pavimento suona vuoto in alcuni punti. Non voglio allarmare nessuno, però sicuramente nel prossimo periodo saremo costretti a fare degli interventi speciali che immediatamente non sono percepibili. E c'è un nuovo allarme all'orizzonte. Quello che ci preoccupa di più è anche la situazione dei campanili, che viene aggravata da quello che è il contesto di questo evento eccezionale dal punto di vista atmosferico. E sui danni provocati dalle mareggiate nei giorni scorsi sul litorale veneto c'è stato un incontro oggi pomeriggio a Jesolo, vediamo. Il vertice di tutti i sindaci del litorale orientale in comune a Jesolo è iniziato con il migliore degli auspici: fare la conta dei danni nei comuni colpiti dalla mareggiata e partire fin da subito con gli interventi di ripristino di spiagge e alberghi prima che la stagione turistica abbia inizio. Alla riunione, per parlare con l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottacin, si sono presentati i sindaci dei comuni di San Michele al Tagliamento,
Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Portoviro, oltre ad alcune associazioni turistiche ed alberghiere. Io ho sentito ieri il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, che mi ha confermato che la prossima settimana dovrebbe esserci appunto la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo, che stanzierà delle prime risorse che servono per l'immediata, appunto le spese immediate, e dopodiché ci saranno, in base appunto al bilancio che noi stiamo trasmettendo in queste ore al Dipartimento Nazionale, ci saranno, mi auguro, importanti risorse proprio per intervenire nel ripristino di quelli che sono stati i rilevantissimi danni che abbiamo registrato. Dalle notizie che ho io, seppur sono ancora informali, sembra che i danni superino gli 80 milioni di euro, 87 milioni di euro solo per la parte pubblica. Ci sono poi tutti i danni dei privati che stiamo quantificando e che saranno anch'essi oggetti di rendicontazione. Parliamo di oltre 1,5 milioni di metri cubi di sabbia che mancano solo sulle nostre località, senza considerare Rovigo eccetera, quindi vediamo l'assessore se ci porta qualche notizia e anche qualche speranza, perché tutti assieme dobbiamo fare squadra per cercare di arrivare all'inizio della prossima stagione in piena forma con le nostre località sempre all'altezza. Soprattutto un grande piano strategico per affrontare questo problema del ripascimento, che non può più essere un problema in capo alla singola località, alla singola delegazione, ma che deve veramente coinvolgere tutti i portatori di interesse. La sanità, ora chiusi i bandi regionali per l'assunzione negli ospedali veneti dei medici laureati non specializzati. La soddisfazione del presidente della regione Zaia. Sentiamo. Oltre 500 saranno medici che, previa formazione, verranno poi dedicati ai pronto soccorso del Veneto oppure ovviamente alle geriatrie e alle medicine generali. Sono medici laureati in medicina e chirurgia e abilitati. Tanto per fare un esempio, questi sono medici che potrebbero tranquillamente fare la guardia medica. Non mettono a repentaglio la vita dei cittadini, non sono dei saltimbanco, non sono degli spericolati, non sono degli incapaci come qualcuno li ha voluti definire. Io resto convinto che la specialità sia fondamentale, che i medici debbano essere specializzati, ma è pur vero che in un mondo nel quale mancano 1.300 medici in Veneto e 56.000 in Italia, se ci sono e sono laureati non capisco perché non farli lavorare e magari farli affiancare a quelli veramente specializzati, a quelli che sanno il mestiere per bene. Venezia in lutto, l'ex sindaco, ex senatore e parlamentare europeo Mario Rigo a 90 anni è morto questa mattina all'ospedale di Noale, esponente di spicco del PSI, è stato primo cittadino del capoluogo lagunare dal 1975 al 1985. Il mondo, quando ho detto di pagare il ticket 30 anni fa e adesso è diventato di attualità, mi scrissero da tutto il mondo perché tutte le televisioni si dissero ma sì, è giusto far pagare a Venezia. Mario Rigo si è spento a 90 anni, era nato a Noale il 4 ottobre 1929. Queste sono le immagini della sua ultima intervista televisiva, rilasciata alla nostra emittente il 2 novembre nell'ambito di un'iniziativa per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, un'idea che aveva cominciato ad approfondire dagli anni 70. Con lui scompare una parte importante della vita politica e amministrativa veneziana del Novecento. L'impegno politico comincia poco dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'iscrizione a Giustizia e Libertà, il movimento liberal socialista fondato da esuli antifascisti a Parigi negli anni 20 e prosegue, sempre in area socialista, fino all'ingresso nel PSI nel 1959. Sono gli anni del primo centro-sinistra non solo in Italia ma anche a Venezia, in provincia e in comune. Nel 1970 Rigo è vice sindaco del democristiano Giorgio Longo. Nel 75 la svolta. Mario Rigo diventa sindaco, vice il comunista Gianni Pellicani. Per la città inizia un nuovo intenso periodo di rilancio anche culturale. Dall'87 al 2001 è stato senatore, deputato, quindi ancora senatore, anche con ruoli di spicco. Dell'84 le elezioni al Parlamento europeo. Ma sono tanti gli incarichi ricoperti nel corso di una carriera intensissima che lo ha visto ai vertici della Comunità dei Porti Adriatici, della Biennale, del Teatro La Fenice, direttore di gabinetto del Senato. Rigo è in prima fila e continuerà ad esserlo sempre, fino all'ultimo, quando abbandonata la carriera amministrativa ha proseguito ad arricchire il dibattito politico, guidato da una profondità di analisi e da un indiscusso spessore politico e intellettuale che lo facevano riconoscere come una delle voci più autorevoli del panorama veneziano e non solo.
Rigo è in prima fila e continuerà ad esserlo sempre fino all'ultimo. Quando abbandonata la carriera amministrativa ha proseguito ad arricchire il dibattito politico, guidato da una profondità di analisi e da un indiscusso spessore intellettuale che lo facevano riconoscere come una delle voci più autorevoli del panorama veneziano e non solo. Ed ora a Codognè, nel Trevigiano, paese costantemente bersagliato dai ladri. Ieri sera ennesima raffica di furti, dove i malviventi hanno approfittato della vasta partecipazione alla processione per la Madonna della Salute. Ieri sera le ho viste solo alla Chiesa Vecchia perché c'era la processione. In altri posti non c'erano carabinieri. Forze dell'ordine alla processione e ladri nelle case. È accaduto ieri sera a Codognè, da diversi giorni nel mirino dei topi d'appartamento. Oltre alle case nel capoluogo sono 2 le abitazioni visitate nella frazione di Bibano, ma i ladri sono entrati anche in alcune abitazioni di Vallonto e di Rovarbasso. E tutto non a notte fonda, ma all'imbrunire fino più o meno all'ora di cena. Una situazione che ha imposto un incontro urgente tra sindaco e comandante della locale stazione dei Carabinieri. La pista c'è, stiamo indagando tutti insieme in sinergia. Veri e propri raid concentrati in pochi giorni. Parlando con i carabinieri non sono in percentuale più alta rispetto agli anni scorsi, ma fanno pensare perché sono concentrati in 3 giorni. Nel frattempo i cittadini esasperati si sfogano sui social e così è nata l'idea delle ronde in auto con megafoni che girano a tutto volume con l'intento di disturbare i ladri. Si va anche oltre, proponendo cartelloni con le azioni che ogni cittadino dovrà mettere in atto. E se sul primo tema il sindaco è alquanto scettico? Le ronde lasciamo stare perché non è questa la soluzione e sappiamo molto bene che sono illegali. Sindaco che invece approva le buone pratiche per evitare brutte sorprese. Controlliamo meglio, chiudiamo meglio le nostre case, se abbiamo l'allarme installiamolo, perché a volte abbiamo l'allarme ma non lo installiamo. Cerchiamo magari di fare una passeggiata in più intorno al marciapiede della nostra abitazione, facciamo la cortesia anche di controllare le case delle famiglie vicine, ma proprio nel buon clima del buon vicinato. Il megafono, una macchina può percorrere una strada principale, può percorrere una strada asfaltata, ma certo non è un deterrente per chi invece conosce i nostri campi. Infatti una delle piste è valutare chi ha frequentato i nostri campi negli ultimi mesi. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, polemica infuocata tra il popolare comico Natalino Balasso ed il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto. Sentiamo perché. La metafora è servita su un piatto d'argento, facile facile. Se fossimo a teatro sarebbero le baruffe chiozzotte. Il problema è che sì, siamo proprio a teatro, ma la polemica infuocata vede protagonista un comico e il presidente dello Stabile del Veneto. Natalino Balasso da una parte, Giampiero Beltotto dall'altra. L'accusa del primo è quella di un complotto del Carroccio per tenerlo fuori dai cartelloni dello Stabile. Casus belli, un'intervista sul Gazzettino nella quale Beltotto farebbe capire che la PS La bancarotta di Vitaliano Trevisan, tratta da Goldoni e con Balasso in scena, non sia in programma perché se non ti piace casa mia, a casa mia non ci vieni. Apriti cielo. Balasso affida a Facebook un post al vetriolo rimembrando il passato di Beltotto come portavoce del governatore Zaia. Notate che a questi qua della Lega, scrive, non gliene frega di dire a tutti che si sono impossessati dello Stabile del Veneto e che hanno fatto un editto per non farmi lavorare nelle strutture pubbliche del Veneto. E ancora, la vostra idea politica del quasi tutto mio, così bene messa in pratica da Galan, non ha nulla a che fare con l'amministrazione delle cose pubbliche. Il Teatro Stabile, Beltotto, non è casa tua, conclude il comico. Una polemica rilanciata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. La replica del diretto interessato arriva subito ed è durissima. Che Balasso è un bugiardo che parte da premesse sbagliate e induce nella tentazione di sbagliare anche validissimi consiglieri regionali. Qui non c'è nessun leghista e se ci sono leghisti che votano leghista bene, come se ci sono quelli di sinistra che votano di sinistra bene, questo è un posto libero. Qui non c'è nessuno che sbaglia per conto terzi o che fa per conto terzi. Forse Balasso è stato abituato ad altri regimi, diciamo così, mi sembra più una lucertola bolscevica che uno che ha diritto a stare su un palcoscenico. E ricorda i giudizi espressi dal comico nei confronti dello Stabile. Balasso ha detto lo Stabile del Veneto ha copioni tradizionali, canovacci settecenteschi, allontana i giovani e gli spettatori giovani del teatro.
E ha continuato: che ne sarà di questi professionisti altrettanto giovani? Cazzi loro, questo lo dice Balasso, non io. E quando ci hanno declassato ha detto: il teatro è l'ultima cosa che interessa, la struttura dello stabile non ha bisogno di 150 dipendenti, non sono 150, di cui nessuno è artisti, è solo politica. Facciamo così, se uno pensa così, perché vuole venire nel mio teatro? Scusate, nel mio teatro vuol dire nel teatro di tutti, perché, lo ricordo, io sono solo un gestore. Una polemica ben lungi dall'essere conclusa, e al Balasso che consiglia a Beltotto di aprire la prosa con il direttore del giornale Sallustio, con Giorgia Meloni, il numero 1 dello stabile fa capire che la frattura è insanabile. Quante chance di rivedere Balasso in cartellone in futuro? Con me, Presidente, mai. In Fiera a Vicenza va in scena la prima edizione di Vi Orienta. Gli studenti con genitori e docenti possono trovare un percorso professionale in base alle proprie capacità e competenze. Il domani inizia oggi. A Vicenza va di scena la prima edizione di Vi Orienta, che punta i fari sul futuro professionale di migliaia di studenti. Per la Costituzione, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, eppure la strada che porta al mondo del lavoro è sempre più in salita. Per non perdersi, i giovani devono trovare i giusti punti di riferimento e oggi in fiera ci si orienta, anzi ci si vi orienta. Oggi sono passati un migliaio, penso, di ragazzi, perché tutte le scuole del Vicentino erano qui. Gli studenti, coi loro genitori e i docenti, hanno girato gli stand in cerca dei corsi professionali più idonei alle loro capacità e alle loro competenze. I ragazzi sono venuti qui a chiedere delle informazioni per come diventare un informatico, come diventare un estetista, e hanno trovato delle risposte, perché possono iscriversi nei nostri corsi di operatore informatico, operatore grafico ipermediale, possono diventare anche estetiste e acconciatrici attraverso il percorso di operatore del benessere. Tra tanti percorsi professionali che s'affacciano sul futuro, dalla comunicazione al graphic designer fino al brand manager, in Italia, il paese col più grande patrimonio artistico e architettonico al mondo, c'è un mestiere che è attuale come non mai: il tecnico del restauro di beni culturali. Esatto, siamo orgogliosi proprio di presentare questo percorso di studi triennale per tecnico del restauro, che dà la possibilità di ottenere una qualifica a livello QF5, a livello europeo, e anche permette ai restauratori di un domani di iscriversi proprio al Ministero dei Beni Culturali e di Conservazione come tecnico. Un percorso professionale che ha grandi sbocchi, soprattutto in un Veneto che profuma di grande storia, ricco di tesori che aspettano solo di essere restituiti al mondo. E la grande novità di quest'anno è quella che i corsisti possono ottenere una borsa di studio grazie ai finanziamenti della Regione Veneto. Il restauro è forse la materia prima che abbiamo più forte in Italia e in Veneto, materia prima che va lavorata, che va difesa, che va promozionata, perché la Regione del Veneto investe sul restauro, perché ci sono dei posti di lavoro, peraltro posti di lavoro di altissima qualità, ed è vero che anche quel che sta accadendo attorno a noi ci fa dire che abbiamo un patrimonio artistico monumentale molto delicato, molto diffuso, non solo a Venezia, tutto il Veneto. Abbiamo bisogno che i ragazzi ci credano, perché la Regione ci crede. Ed era l'ultimo servizio, vi ricordo 20:10, subito dopo i TG serali. Questa sera ospite del nostro direttore Luigi Baccialli, il costituzionalista Mario Bertolissi. È tutto dunque per il TG del Veneto, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Nuovo ciclone sull'Italia, sarà un weekend caratterizzato dal maltempo sul nostro territorio, ma vediamo intanto la situazione di sabato 23 novembre. Sul Veneto precipitazioni diffuse, vedete un po' dappertutto, sulle zone montane, sulla pianura più settentrionale anche di moderata intensità, sulle province più a sud invece della nostra regione fenomeni più sporadici. Attenzione però a possibili fenomeni anche violenti in serata e in nottata. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 14 gradi.
Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo spiccatamente instabile, rovesci diffusi un po' su tutte le province, a tratti anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 12 e 16 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge sparse, meno probabili tuttavia sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 4 gradi, massime sui 9 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.